Beh, oggi è una giornata molto importante perché dopo un lunghissimo percorso siamo arrivati alla consegna di una casa praticamente, perché questa sarà la casa dell'Associazione Barriere Invisibili qui a Portoviro. Dico qui a Portoviro perché in realtà loro sono attivi su tanti territori e quindi insomma anche qui avranno un punto importante, un punto che è effettivamente per noi è proprio uno dei punti più belli della città, perché abbiamo i laghetti dietro, abbiamo un luogo dove si fa anche attività all'aperto, abbiamo un anfiteatro che vedete alle nostre spalle, la struttura che ospiterà le attività diurne e poi insomma si integra perfettamente in quello che è il corridoio dei Sette Mari, dove abbiamo appunto la nostra struttura Lotto che si sta completando per fare attività all'aperto, poi insomma il Delta Sporting Club, quindi veramente sarà dell'Eracle, quindi tantissime cose. Era un punto che ci mancava e voi avete riempito uno spazio molto bello che ha avuto un passato molto glorioso, che da qualche anno insomma era chiuso, e quindi auguro alla città di Portoviro, a voi alla città di Portoviro, insomma quindi a tutti i nostri cittadini, di poter vivere al meglio questo spazio, e so che affido in ottime mani l'immobile, quindi grazie. Ecco a voi. Grazie. Vai Maria. Ecco, noi ringraziamo per questi chiavi, noi speriamo di essere all'altezza di questo compito che intendiamo assumerci al meglio e cerchiamo di dare visibilità al comune, visibilità a noi stessi, alle nostre esperienze passate e alle nostre esperienze future. E la nostra associazione collabora con altre associazioni, con cooperative, per cui si intende dare una risposta sia alla disabilità adulta, come abbiamo fatto fino ad ora, e anche ai minori, creando dei servizi appositi, diciamo, per innanzitutto per Portoviro, perché fino ad ora mi sembra che non ci siano dei servizi rivolti al mondo della disabilità, e poi anche per tutti i comuni limitrofi. E speriamo di essere all'altezza di questo compito, appunto come dicevo, e di lavorare al meglio. La nostra intenzione c'è, nostra, mia personalmente, del presidente dell'associazione Down Rovigo Mariano Baldratti e di tutti i genitori che abitano qui a Portoviro e negli altri comuni. Volevo lasciare la parola prima alle signore, a Maria Laura Tessarin, che è proprio l'assessore che il comune di Portoviro da tempo ha delegato ad occuparsi di tutto quello che è l'adeguamento anche degli spazi all'handicap, e quindi insomma una parola a lei. Grazie Sindaco, io questa mattina devo dire che sono veramente felice. Come ben ha anticipato il Sindaco, è stato un percorso lunghissimo e faticoso, e anzi io volevo ringraziare Barriere Invisibili Down Rovigo anche per la pazienza e per la fiducia che hanno avuto nei nostri confronti. Noi veramente abbiamo cercato di mettercela tutta, e l'importante, insomma, come dicevo prima anche a qualche persona che c'era qua prima, l'importante è arrivare insomma ad un obiettivo che era comune, prima di tutto sì, come diceva Marina, per dare un servizio in più che manca alla disabilità, ma anche secondo me soprattutto attraverso la disabilità, attraverso questo argomento, insomma, che può sembrare ad un certo punto, no, più sanitario, più sociale, ma in realtà ha a che fare con tutta la comunità. Quando parliamo di disabilità è giusto parlare di inclusione, quindi io ho fiducia che attraverso queste persone questo luogo, questo bellissimo parco, questa struttura venga valorizzata, non solo appunto per occuparci insieme di disabilità, ma per rivitalizzare tutto il nostro comune. Questo insomma è un luogo molto strategico. Sono felice che ci siate voi, e insomma noi, Comune di Portoviro, il Sindaco e il Vice Sindaco, siamo a vostra completa disposizione per far crescere insieme questa nuova opportunità per le persone disabili, ma per tutti. Grazie. E un ringraziamento alla dottoressa Bonafè, me lo permettete? Ma per cosa? Ma come? Ci ha accompagnato in tutto questo percorso? Sì. Se noi notiamo qui le persone che ci sono, la componente femminile è preponderante, ed è quella che tira la carretta tutti i giorni, se vogliamo dirci la verità. Marina è quella che ha
ha voluto sì, è stata trainante e ha voluto e quindi noi ci siamo affidati lei. La nostra parte maschile è quella del supporto sia psicologico, perché è un impegno non indifferente. Io non aggiungo altro se non dire che è una giornata di sole, la primavera sta arrivando, è il tempo della speranza di avere un mondo migliore, di avere le cose che funzionano un po' di più, anche con tutto quello che succede. Adesso siamo un po' preoccupati, però non dobbiamo demordere, dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Il comune di Portoviro, il sindaco, ma tutti noi, l'assessore, ci contavamo molto arrivare a questo giorno, ed è una giornata veramente felice per tutti. Ringrazio anche il geometra che in questi giorni ha lavorato per essere qua tutti quanti. Ci troveremo ancora, avremo modo di parlarci ancora, qui ci saranno delle feste, ci saranno degli incontri, ci sarà più vita sicuramente di quella che c'è stata fino adesso, e penso anch'io, come ha detto il sindaco, è uno dei posti più belli che abbiamo di Portoviro. Dobbiamo valorizzarlo, e come lo valorizziamo? Con queste persone che sono qui adesso con noi e che saranno qui con noi anche dopo, e insieme faremo tante belle cose anche per chi magari ha bisogno di un aiuto in più, o noi abbiamo bisogno di un aiuto in più. Dobbiamo fare comunità tutti quanti. Quindi grazie e buona primavera e buon tutto a tutti quanti. Grazie.